feste di Natale all'insegna della solidarietà e dei sapori del territorio, quelle che quest'anno animano il Parco di Sant'Artemio, sede della provincia di Treviso, dove è possibile acquistare il radicchio e gli altri prodotti biologici della cooperativa Murialdo, una realtà che accoglie minori con handicap, ragazzi usciti dal riformatorio e bambini o famiglie in situazioni di disagio economico. In vendita c'è anche il principe degli ortaggi trevigiani, il radicchio rosso, frutto del lavoro dei ragazzi della comunità, coinvolti in un progetto di formazione proprio per promuovere l'occupazione di persone che presentano difficoltà di inserimento lavorativo. È un abbinamento che abbiamo voluto sicuramente creare perché abbiniamo solidarietà, abbiniamo sociale a una vendita di prodotto. Io devo veramente ringraziare la Biofattoria Murialdo perché è una cooperativa no profit che sostiene e aiuta tanti ragazzi che sono in difficoltà, per cui oltre a svolgere un grande lavoro sociale fanno anche un lavoro educativo. Comprare qui il radicchio è garanzia di alta qualità per tutti i consumatori. Non tutti i radicchi infatti sono uguali e bisogna diffidare dei prodotti non certificati. Da tempo il Consorzio di tutela radicchio rosso di Treviso e variegato di Castelfranco ha assunto il ruolo di coordinatore dei consorzi IGP Veneti, che tutelano rispettivamente il radicchio di Chioggia e Verona. Primo in Italia ad aver ricevuto la denominazione geografica protetta, il Consorzio del Radicchio Rosso di Treviso ha attivato i controlli sull'uso della denominazione. Ora si punta ad ottenere la DOP. Ottenere la DOP significa aumentare, come ripeto, la consistenza di un prodotto, ma dall'altra parte garantire più redditività alle aziende, ricordando che questo prodotto è veramente molto duro coltivarlo sia in campo, data la stagione, ma anche poi nella toilettatura che viene fatta ancora totalmente a mano, per cui per Natale, per le festività natalizie consumiamo i nostri prodotti, che sono prodotti di qualità e soprattutto sono prodotti che rappresentano la nostra storia e la durezza di una coltivazione in terra. Il corso per addetto alla produzione e vendita del radicchio rosso biologico dura 6 mesi e prevede sia una parte teorica che attività pratiche nei campi. Gran parte del corso avviene nel campo, coltivando direttamente il radicchio. È iniziato alcuni mesi fa, ad agosto, quando il radicchio è stato piantato e un paio di volte a settimana i ragazzi vengono qui seguiti da un educatore specializzato e quindi tentiamo di abbinare sia la formazione della persona per quanto riguarda la produzione del radicchio, ma anche a livello umano li accogliamo con le loro risorse, i loro bisogni e le loro potenzialità soprattutto. Con la cooperativa Murialdo noi abbiamo voluto appunto andare oltre, perché credo che rappresenta un punto di riferimento per tante famiglie nel Trevigiano e non solo nel Trevigiano, per cui abbiamo abbinato anche per questi ragazzi di percorsi formativi che a seconda di tipologia dal settore dell'agricoltura ma anche da altri settori questi ragazzi possono portare un grande contributo proprio a questa nostra collettività, a questa nostra produzione di ricchezza nel territorio. Promosso in collaborazione con la provincia, questo percorso rappresenta un modello concreto di collaborazione tra il pubblico e il privato sociale per creare opportunità occupazionali attraverso la riscoperta rurale del nostro territorio. Sicuramente noi siamo una provincia un po' particolare, sulla formazione, sul sociale, benché le competenze non siano certificate, siano tante disciplinate dalle leggi. Noi abbiamo voluto proprio come missione e strategia della nostra amministrazione intervenire in questo settore, un settore importante per la nostra collettività, è un settore che dà una grande mano alle famiglie in difficoltà. È un settore al quale abbiamo voluto portare un nostro contributo, che è un contributo appunto quello della grande rete umana della nostra provincia. A tutte le famiglie che mi stanno ascoltando io auguro veramente un buon Natale 2011, che sia un Natale fatto in famiglia come tradizione vuole, che il 2012 sia un anno più sereno. Il mio pensiero va in questo momento a tutte quelle persone che sono alla ricerca di un posto di lavoro, tutti quei ragazzi che cercano un posto di lavoro, quelle signore e quei signori che sono a casa in cassa integrazione e non hanno un lavoro. Ecco, questa è la cosa che più mi preme in questo momento. Io mi auguro che tutti insieme noi possiamo contribuire a dare maggiore sicurezza per il domani a queste persone.
Signoria Vecchia quanto l'Unità d'Italia, quella del Prosecco Superiore di OCG di Conegliano e Valdobbiadene, cuore della macro area di produzione del vino diventato simbolo nel mondo dell'Italian Style. Qui, in un fazzoletto di terra trevigiana di neanche 6.000 ettari, da 150 anni si lavorano filari di collina che restituiscono il più pregiato Prosecco in circolazione. Il Prosecco è un mondo abbastanza grande, fatto da una denominazione ampia che comprende 9 province e al centro di questa denominazione c'è il piccolo territorio collinare di Conegliano Valdobbiadene, quindi una zona che ha iniziato questa vicenda produttiva nel 1876 con la nascita un po' della scuola enologica. Io la collego sempre a questo fatto molto importante e da allora non ha mai smesso di lavorare per fare della qualità l'elemento distintivo del suo vino. Qui in larga parte la vendemmia la si fa ancora a mano, le ore per lavorare ogni ettaro sono almeno 600 all'anno contro le 150 dei vigneti in pianura. Lavorare queste colline è molto faticoso, richiede, tenga conto, 5-6 volte il tempo che ci si impiega a lavorare un vigneto, diciamo, moderno, un vigneto qualsiasi. Purtroppo le operazioni siamo condannati a farle a mano, però io dico sempre le facciamo in un bellissimo ambiente, quindi è una condanna che da un certo punto di vista è anche un piccolo premio, perché abbiamo dei ritmi un po' più umani, ci impieghiamo più tempo e cerchiamo di far riconoscere questo valore aggiunto ai nostri consumatori che in tutti questi anni ci hanno sempre premiato. È un prodotto che viene fatto quasi esclusivamente a mano e per lo più è un prodotto che viene interpretato nel giusto modo, ovvero un prodotto di incontro con soprattutto i giovani, di festa e di vivacità. Un duro lavoro che, sposato alla qualità del prodotto, sta ripagando tutta la filiera per gli sforzi fatti. Che siano bollicine superiori lo conferma il mercato. Dal 2003 ad oggi la denominazione è pressoché raddoppiata sia nel volume, che nel 2010 ha sfondato quota 65 milioni di bottiglie, che nel valore, passando da 250 a 400 milioni di euro. Il solo export vale oggi 160 milioni di euro, più di un terzo del fatturato, con Germania, Stati Uniti e Canada a fare la parte del leone. Un trend positivo che si conferma anche in tempi di crisi e che non arresta la corsa di questo prosecco neanche in una difficilissima congiuntura economica come quella degli ultimi mesi. Per il futuro si guarda dunque allo sviluppo del cosiddetto valore aggiunto per far arrivare questo vino ad una fascia di clientela esclusiva. In questo senso sono di buon auspicio i risultati della vendemmia 2011 che, grazie alle condizioni climatiche più che favorevoli, ha consentito di produrre un vino particolarmente pregiato. È stata una vendemmia in cui il sole non è mancato, è stata una vendemmia calda, soleggiata e quindi avremo dei vini più maturi, dei vini che, come sempre, se il vino è buono, racconta il territorio, racconta l'andamento dell'anno. Ritroveremo dunque sulle nostre tavole un prosecco superiore ancora più piacevole, meno acido e più solare rispetto a quello dell'annata passata. A fronte di un successo così solido e duraturo, è chiaro che in un momento di crisi come questo siano in tanti a voler cavalcare la nuvola d'oro del prosecco. Ci sono infatti competitor che cercano di copiarne il gusto, altri che cercano di sfruttarne il marchio, facendo circolare sul mercato vini che ne ricordano il nome. I controlli per contrastare questo tipo di imitazioni sono serrati e vanno ben oltre i confini italiani. Penso anche all'accordo che è stato fatto da poco tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti che consolidano questa zona come una zona importante e determinante per il mercato statunitense, quindi i controlli anche all'estero saranno aumentati. Questo non solamente per salvaguardare la qualità del prodotto, che io lo do per scontata perché è un prerequisito rispetto al prosecco, ma anche la parte reddituale delle aziende che deve essere sempre un punto fondamentale della nostra attività politica, perché significa poi il reinvestimento del prodotto nella qualità, nel processo, nella valorizzazione anche ambientale, che io credo sia determinante in futuro perché questo prosecco di OCG superiore possa avere una strada lunga e un mantenimento del reddito nel medio-lungo termine, quindi mi aspetto 20-30 anni e anche più di fortuna. Tutela del marchio che si accompagna ad una difesa serrata e valorizzazione del territorio. Ci sono anche delle valorizzazioni immateriali cosiddette che non sono legate appunto al sapore del prodotto, ma sono anche l'ambiente in cui viene costruito, quindi l'ambiente collinare, come è custodito, l'imprenditore stesso, che è una parte importante della tradizione, della lavorazione di questo prodotto, la cultura, l'arte che attorno a queste colline
vivono in maniera molto forte, che fanno anche di questo prodotto l'unicità anche nella loro promozione. Diventa quindi sempre più importante favorire l'incoming nell'area, offrendo una proposta in grado non solo di attrarre grandi buyers, stampa di settore straniera, ma anche nuovi turisti, sintetizzando e valorizzando alla massima potenza le peculiarità enogastronomiche, artistiche, storiche e culturali di questa fascia pedemontana, le cui colline sono dolcemente adagiate tra Venezia e le Dolomiti. Il nostro obiettivo è quello di creare una offerta di turismo legata alla gastronomia e al vino che si inserisca nei territori di eccellenza mondiale, fare praticamente quel salto di qualità in modo tale che un consumatore del mondo, un appassionato del mondo, individui tra i propri obiettivi quello di visitare Conegliano Valdobbiadene. È proprio in quest'ottica di promozione che il Consorzio di Tutela ha avanzato la candidatura del Prosecco Superiore a riconoscimento di Patrimonio dell'Umanità UNESCO. Conegliano Valdobbiadene, il Consorzio ha avanzato la richiesta e grazie all'impegno della Regione Veneto e del Ministero dei Beni Culturali è nella short list, ovvero nella lista delle pretendenti ufficiali al riconoscimento di UNESCO. È ovvio che questo sarebbe una ciliegina che permetterebbe di dare una prospettiva positiva al futuro, alle nuove generazioni per tutelare un territorio. E con Natale alle porte sono tanti gli abbinamenti da provare con le pietanze delle feste. Se per un uso a tutto pasto è consigliato un brut, per brindisi speciali come quello della notte di San Silvestro, la scelta può ricadere sul Superiore di Cartizze, gemma prodotta in appena 106 ettari. Io mi auguro solo una cosa per il 2012, che i nostri consumatori trovino, bevendo un bicchiere del nostro vino, un momento di stacco, una piccola gioia, come l'ha definita Finzi l'anno scorso, in un mondo un po' difficile. E quindi che usino il nostro vino moderatamente per staccare dalle preoccupazioni del quotidiano. Bisogna pedalare pensando che normalmente durante le feste si mangia di più, diciamo che è un pedale che oltre a essere ecologico perché consuma meno energia, ma fa consumare l'energia in eccesso che abbiamo accumulato in questi giorni. È un albero di Natale ecosostenibile, quello che quest'anno domina la terrazza di Villa Vescovi, a Luvigliano di Torreglia, nel Padovano. Donata al FAI, Fondo Ambientale Italiano, nel 2005 da Maria Teresa Olcese e dal figlio Pierpaolo, in memoria del marito e padre Vittorio Olcese, ultimo proprietario, la villa, dopo 4 anni di intensi lavori di restauro, è da poco stata restituita al pubblico in tutto il suo splendore. Un gioiello di architettura e arte adagiato sui dolci colli ugani, che ben si presta ad una gita fuori porta anche in queste festività natalizie. E per tutti i visitatori, grandi e piccini, amanti delle 2 ruote, c'è la possibilità di montare in sella per accendere, per così dire, il Natale. Il FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano, propone in Villa dei Vescovi una particolare iniziativa. Illuminiamo il Natale pedalando. Altro non è che un albero di Natale illuminato con delle fasce a LED alimentate da energia alternativa. Quest'albero è stato un gioco che abbiamo voluto fare a scopo dimostrativo e l'abbiamo illuminato con tecnologia LED, alimentato da 2 biciclette, quindi da 2 dinamo elettriche. Il LED è una sorgente luminosa generata da semiconduttori, per intenderci le vecchie lucine delle radio, quelli di qualche anno fa, che negli ultimi anni hanno avuto uno sviluppo tecnologico importante. E la tecnologia LED negli ultimi 5 anni abbiamo visto diverse applicazioni, tra cui anche illuminazioni stradali, permette un risparmio di circa l'80% rispetto all'illuminazione tradizionale. Lucette ecosostenibili, che non inquinano e valorizzano le splendide linee della villa. A fare la differenza è insomma la tecnologia LED, che grazie a costi diventati decisamente accessibili, da qualche anno sta prendendo sempre più piede anche nelle nostre case, con un risparmio energetico davvero sorprendente. Possiamo fare un'equivalenza con l'illuminazione di quest'albero. Noi abbiamo in realtà illuminato 2 lampadine normali ad incandescenza, perché l'equivalente è una dinamo, una